Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla nuova pillola del vostro Marietto Veneziano e benvenuti anche nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vediamo qualcosa di nuovo, perché? Perché mi sono reso conto giracchiando qui e là sui vari social che ci sono foto di persone che si fanno riprendere in templi, in santuari, a pregare, a ginocchiarsi, insomma vogliono fare vedere gli altri che sono come dei santoni e insomma danno un po' l'impressione che se uno non fa così sembra che non sia a un'altezza spirituale. Ebbene, oggi il vostro Marietto Veneziano vi vuole far vedere come poter utilizzare l'albero della vita anche per una meditazione fatta a casa che vi serve anche di protezione. Di solito si fa la sera prima di dormire perché quando noi dormiamo siamo più deboli a livello eterico astrale e siamo attaccabili da entità o da viaggiatori astrali, no? Quindi oggi vediamo questa piccola meditazione che si fa, ripeto, alla sera. E quindi iniziamo. Iniziamo con metterci in un posto tranquillo, senza che nessuno ci possa disturbare. Rilassiamoci, magari mettiamo anche degli abiti leggeri, tipo un pigiama, un training, qualcosa che non stringa la vita. Se magari ci possiamo sdraiare meglio, chiudiamo gli occhi, cominciamo a avere la quiete mentale e incominciamo a immaginare che dal flusso del cosmo esca una luce e questa luce ci entri tramite la nostra fontanella e questa fontanella lascia entrare questa luce che pervada tutto il corpo, una luce bellissima e bianchissima. A questo punto noi ci sentiamo rilassati e a questo punto dal nostro corpo esce una energia bianchissima che crea un piccolo ovetto intorno a noi. Questo ovetto è fortissimo e riflette la nostra luce che esce e ci fa da protezione. A un certo punto siamo tutti circondati da questo ovetto di protezione e vediamo a circa 1 metro dal nostro sterno, lo vediamo bene, il nostro albero della vita, l'albero cabalistico. Lo fissiamo bene, ripetiamo anche i nomi delle varie Sefirot e vediamo questo simbolo archetipo che entra nel nostro sterno e ci pervade tutto. A questo punto lui, questo simbolo, è dentro di noi e si fonde con noi. Restiamo in respirazione e pensiamo a questa immagine il più profondamente che possiamo. Dopodiché, per poter proteggere il nostro tempio, immaginiamo un cerchio di fuoco che viene creato all'esterno del nostro ovetto, che ci pervade come una sfera, infuocata, potentissima, che ci difende da ogni attacco astrale di notte e che tiene lontano tutti i maghi neri, i negromanti, tutte le impurità astrali. E noi veleggiamo in questo spazio che nessuno può toccare e che l'albero della vita cabalistico ci difende. Bene cari amici, anche questa micropillola serve a voi per poter essere difesi alla notte mentre dormite e di questo foglio, questo disegno potete stamparlo tranquillamente dal sito ilcapitano.altervista.org o dal gruppo di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano, sempre gratuitamente. Questo simbolo è un simbolo che praticamente fino a 200 anni fa chi lo aveva rischiava la morte perché c'erano certe religioni che non volevano che fosse fatto conoscere, perché rappresenta praticamente il cosmo, la struttura della realtà secondo le conoscenze dei vecchi maestri cabalistici. Questi maestri cabalistici descrivevano questo simbolo col linguaggio dei rami ed era un linguaggio che potevano solo usare loro per fare in modo che dalle altezze spirituali che raggiungevano riuscivano a descrivere cosa incontravano dall'altra parte a persone che vivevano in questa realtà. Quindi questo simbolo è più potente con la croce cosmica
ed è un simbolo che fino a 100 anni fa era tenuto segreto e chi lo faceva conoscere ad altri, secondo alcune religioni, era cacciato, era praticamente condannato a morte. Quindi oggi giorno noi abbiamo questa possibilità di poterlo avere gratuitamente, di poterlo coccolare con la nostra immaginazione, col nostro subconscio. Ricordatevi che ogni volta che mettete un simbolo, che sia positivo o negativo nel subconscio, questo non riuscirà più a uscire da voi. Quindi in questa micropillola noi abbiamo qualcosa di grandioso da poter guardare, da poter coccolare e da poter far proteggere il nostro corpo eterico, l'albero cabalistico. Quindi vi invito anche di stamparlo e di metterlo in bella vista, magari nella vostra camera, così che ogni sera prima di andare a letto potete iniziare la vostra piccola meditazione. Giunti fino qui, cari amici, vi ringrazio di aver seguito la pillola del vostro Marietto e vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda e Marietto Veneziano e andare nel sito ilcapitano.altevista.org e scaricare i vari ebook gratuiti del Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima pillola.